La rapida sortita in direzione Erbaria, dopo aver compiuto un'impresa che ha messo a repentaglio la sicurezza sua e di chi si è trovato a transitare in quel momento sul Canal Grande, è stata vana. Rintracciato dalla polizia locale, l'ennesimo tuffatore in un canale veneziano è stato multato di 500 euro e denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti. È uno sloveno di 44 anni, reduce da una degustazione di sostanze alcoliche piuttosto evidente. Se i tuffi in canale sono oramai diventati quasi una specialità nell'era delle estati veneziane da turismo cafone, le circostanze questa volta sono state più pericolose del solito, visto che la piscina era il Canal Grande, il trampolino il Ponte di Rialto, l'orario le 21 circa, quando il traffico di vaporetti, motoscafi e gondole è particolarmente intenso. Nell'estate del 2016 un tuffo analogo era stato fatale ad un marinaio neozelandese di 48 anni piombato su un taxi acqueo attorno a mezzanotte, spirato per le ferite riportate 3 mesi dopo. Il Comune di Venezia ha varato un nuovo regolamento di sicurezza urbana che ha rafforzato le multe per molti comportamenti maleducati, per dir poco, e previsto persino il DASPO, vale a dire l'allontanamento, nei casi più gravi. Ma con una marea di visitatori che a Venezia oramai si conta a decine di milioni l'anno, convincere tutti al motto coniato da Cafarsetti di Enjoy Respect Venice, goditi e rispetta Venezia, non è impresa facile.